Grazie. Interviene in replica il senatore Martella, a disposizione 5 minuti. A lei la parola. Signor Presidente, intervengo nuovamente oggi in quest'Aula per portare all'attenzione del Senato un drammatico episodio di cronaca avvenuto alla fine di novembre a Marghera, nell'area urbana di Mestre. Un episodio che purtroppo si inserisce in un quadro più ampio di insicurezza e degrado che da tempo denunciamo raccogliendo la legittima preoccupazione dei cittadini. Mestre non è nuova a episodi di violenza e criminalità. Lo abbiamo sottolineato più volte con forza in occasione della tragica morte di Giacomo Gobbato, ucciso il 20 settembre scorso perché stava difendendo una donna da un'aggressione. Lo abbiamo ribadito ancor prima, portando in Parlamento le istanze delle associazioni e delle realtà civiche che proprio un anno fa, il 24 febbraio, hanno promosso una grande mobilitazione per chiedere interventi concreti ed efficaci sul tema della sicurezza. E ancora, il 28 settembre scorso, Mestre è tornata in piazza con una manifestazione partecipata e imponente per lanciare un ulteriore grido di allarme di fronte ad un fenomeno che rischia di sfuggire al controllo. Colgo anch'io l'occasione in quest'Aula per ringraziare le forze dell'ordine per il loro impegno quotidiano nel contrasto all'illegalità e alla criminalità, così come voglio riconoscere il lavoro della Prefettura e dei vertici delle forze di polizia che negli ultimi mesi hanno visto un incremento delle operazioni e delle unità operative sul territorio. Ma diciamolo con chiarezza, non basta il lavoro encomiabile delle forze dell'ordine. La sicurezza è un diritto fondamentale e quando viene meno, al pagarne il prezzo sono i più fragili, coloro che hanno meno forza, meno risorse, meno opportunità. La sicurezza non può e non deve essere solo repressione. Servono politiche di prevenzione, di integrazione, interventi sociali ed educativi, programmi di rigenerazione urbana e investimenti per la casa, perché la vera sicurezza nasce dalla giustizia sociale. E proprio queste politiche sono mancate a Venezia e in modo particolare a Mestre. Per 9 anni l'amministrazione comunale ha governato la città senza una visione strategica capace di affrontare i problemi alla radice, senza una capacità progettuale che andasse al di là della propaganda. Noi invece crediamo che serva un lavoro continuo di confronto con le forze sociali, le categorie produttive, i cittadini associati, per costruire risposte efficaci e concrete. E al Governo voglio dire con chiarezza che per noi la sicurezza è un pilastro della coesione sociale, al pari del diritto alla salute e del diritto al lavoro. Ma l'approccio che voi avete scelto è un approccio sbagliato. Non basta inasprire le pene e aumentare il numero dei reati, così si riempiono le carceri, ma non si garantisce maggiore sicurezza per i cittadini. Anche le cosiddette zone rosse, così come sono state concepite, rischiano di essere un palliativo, rischiano di intercettare, certo, un'aspettativa, ma di non essere la soluzione del problema. Servono invece risposte strutturali capaci di affrontare le cause del disagio e del degrado urbano. Per noi la sicurezza significa garantire il rispetto della legalità in ogni quartiere, scongiurando il ripetersi di episodi drammatici come quelli che oggi abbiamo denunciato e che ci sono stati nel corso di questi ultimi mesi a Mestre. Ma la sicurezza non si costruisce con la demagogia, servono misure concrete, investimenti mirati, politiche pubbliche all'altezza dei problemi e delle sfide che abbiamo di fronte. E su questo potete starne certi, continueremo ad incalzare il governo centrale e le amministrazioni, perché la sicurezza non è uno slogan, è un diritto che va garantito con serietà e responsabilità. Grazie.